Bene, bene, sono già 50 anni, 60. 60. No, perché di solito, no, 60. visto che c'è una signora, sua moglie, Esatto. si abbassa, no? Esatto. No, in questo caso diciamo la verità, insomma. 60 anni, 60. 60. Ah no, pensavo, no, perché prima pensavo al fatto che qualcuno al 51esimo anno in Francia che aveva 3 stelle Michelin come Bocuse, come Oberlin, purtroppo, come dire, ahimè, sono stati declassati a 2, quindi non hanno preso una stella, mentre invece Arnaldo, clinica gastronomica, praticamente resiste dal 1959, anche perché prima le stelle non le davano. Ecco, quindi Esatto. abbiamo consultato le guide del 56, 56. 57, 58 non c'è, ma praticamente abbiamo quella in cui praticamente la Michelin ha deciso, dopo aver nel 56 come dire, inserito gli indirizzi al nord, quindi Rubiera, dove siamo qui in provincia dell'Emilia, Reggio dell'Emilia, Reggio nell'Emilia. come Reggio scritto, nell'Emilia. come scritto nella toponomastica, ma non lo dice nessuno. E quindi c'era dentro, quindi fin da allora, quindi esisteva già il Sì. ristorante, perché il ristorante nasce, Nel 1936. ecco, che è l'anno tra l'altro della mamma, ecco, della mia di mamma, che purtroppo invece ci ha lasciato l'anno scorso, quindi esiste da più di 80 anni, ecco, questo lo so, ecco, quindi bene. Qua abbiamo una signora, Sì, mia madre. quindi la cuoca, è lei che c'era, lei non c'era. No, lei c'era. Nel Mettetevi 36 d'accordo? non c'era. No, nel 36. Non si dice l'età, Ecco, ma nel nel 36 c'era non Arnaldo, immagino. c'era mio nonno e mia nonna. Ecco, Arnaldo che fa di cognome Arnaldo Degoli. Degoli. Mentre lei, Bottero. perché cos'è successo nel frattempo? Perché la figlia di Arnaldo, mia madre, ha sposato Bottero. Ecco, Bottero con 2 T. Sì. Ecco, quindi non l'artista, non una T No, sola, ecco, quindi no, non Bottero, lui. Ecco qua, no. questo è 1936, la guida esisteva in Francia, ma insomma ancora in Italia doveva appunto uscire e quindi poi 56, 57, 58, 59, quanti sono stati i ristoranti con una stella Michelin? Così per iniziare, quella che poi adesso è diventata quasi una Nel moda, 1900 adesso quasi si abusa delle stelle, sono tutti stellati, ecco, quindi Nel ecco, 1959 erano un'ottantina. ecco, quando, Un'ottantina ecco, all'inizio. Circa, adesso io il numero preciso non me lo ricordo. ecco, quindi erano quindi un tot, quindi c'erano dei vostri colleghi, tutti a pari merito, ecco, quindi non c'erano ancora le 2 o 3 stelle, perché poi la terza stella arriva con Gualtiero Marchesi. Esatto. Ecco, qui c'erano quelli con 2 stelle alla Frasca, San Domenico che c'è ancora, Cantarelli insomma, provincia di Parma, e quindi ecco c'erano questi e voi che sempre ininterrottamente avete mantenuto diciamo Sì, questa. diciamo che alla fine degli anni 90 l'abbiamo persa per 2 anni. C'è stato. C'è stato 2 anni perché avevamo un lavoro notevole. Dopo abbiamo ridotto dei tavoli perché mio nonno mise un'impronta di una tipo brasserie, ristorante, però aveva un numero di coperti elevato. Certo. E dopo Era avanti perché era molto avanti. Allora, era avanti anche su quelli a Lyon che hanno deciso poi dalle stelle, non dico le stalle, però insomma ci sono stati i famosi 2 stelle insomma, che hanno proprio rinunciato in centro a Lione, ce n'è uno in particolare che fece questo ribaltamento, questo rivoluzionamento con i grandi classici, con la cosiddetta bistronomia che è poi materia attuale, ecco, quindi insomma, è un genere che funziona molto. Bene, quindi insomma complimenti per tutta questa lunga storia. Sì, nel 59 diciamo che delle stellati di allora siamo rimasti solo noi. Sì, adesso Fini molto probabilmente faceva parte di questo Fini gruppo. faceva parte di questo gruppo. Ecco, quindi siete stati tra l'altro invitati per, mi sembra, il cinquantennale della guida Noi Michelin, quindi praticamente 10-11 anni fa. Sì, Quindi vi invitano sempre. 10 anni fa. Vi invitano sempre, chiaramente, anche perché ultimamente, evidentemente, forse anche questo è il motivo che la Michelin ormai si è stabilita piuttosto che nei dintorni di Milano, si è stabilita in Emilia, Parma, quest'anno Piacenza, se non ricordo male, e quindi danno anche le stelle ai monumenti. Ecco,
quindi c'è una nuova entrata a 3 stelle appunto di un monumento, tra l'altro nelle guide verdi, me ne devo parlare perché in realtà mi hanno mandato solo il comunicato dell'Emilia Romagna, immagino ci siano bellezze a 3 stelle anche nelle altre regioni. Sì, sicuramente. Ecco, comunque ce ne sono, qui c'è un discreto elenco. Quindi bene, vediamo intanto cos'è che fa meritare questa cucina. La cucina si è mantenuta, cosa è successo? Noi abbiamo rispettato le nostre tradizioni. Ecco, nel tempo ha avuto delle piccole evoluzioni, ma è sempre stata fedele alla sua impronta. Ecco, quindi come un po' a Vonnada, Georges Blanc, dove praticamente si fanno ancora i piatti della Mère Blanc, che erano un po' i piatti che si facevano per le feste. Loro in realtà era una fabbrica di gazzose, limonate, insomma, anche queste cose qua, quindi facevano questi banchetti con questi menù molto lunghi gastronomici con praticamente tutti i piatti che ancora oggi si fanno. È al caso anche vostro, immagino. Sì, noi rispettiamo la nostra tradizione, abbiamo questo servizio al carrello che fa parte della nostra tipologia di servizio, è proprio di far vedere ai clienti i nostri prodotti, servirli direttamente, impiattarli davanti e questo si fa da sempre. Il carrello dei bolliti nostro, nonostante abbiamo un carrello nuovo, il carrello vecchio che io tengo coccolo quindi c'è quello ecco, quindi dei bolliti e quello diciamo il design. Avete un carrello di bolliti design, no? Quindi abbiamo un carrello che è durato degli anni e di chilometri ne ha fatti tanti e alla fine ancora tutt'oggi si fa valere e i clienti rimangono molto esterrefatti da questo carrello pieno di leccorni. Ci sono dei signori fuori praticamente in terrazza, stanno facendo l'aperitivo, immagino che insomma poi come dire, assisteranno a questa cosa. Allora ricordo anch'io con piacere che non sono un carnivoro, anche mia moglie appunto non lo è, mi ricordo proprio qui il carrello con anche il purè, ecco, quindi il contorno, no? Ecco, quindi se voi cioè, fa parte del carrello anche... Noi no, non è sul carrello arriva della cucina, però noi abbiamo come contorni tutte le nostre salse, le mostarde, il purè e i fagioli con le cotiche. Poi io ho saputo che voi fate una cosa abbastanza nota in Francia, non che non ci siano le cosiddette morille, le spugnole, no? Sì. Ecco, si usano molto in Francia, le abbiamo anche noi, però sembra che se non sei stato in Francia o non hai lavorato in Francia, comunque uno chef non le proponga, mentre non so se è tradizione qui di Rubiera, citata anche da Ligabue, il cantautore, ecco, quindi dopo non so se anche il pittore, non so, ecco, quindi Rubiera, ecco, quindi... La spugnola. Spugnola. Esatto. Pugnette, non so come... Noi la nostra specialità è la spugnolata. Ecco. È una pasta bianca ricca di besciamella cotta al forno con sopra i funghi. E i funghi in periodo di primaverile o tardo primaverile abbiamo le spugnole. Esatto, quello è il periodo di spugnole che mettiamo sopra. Il periodo appunto che si trovano diciamo da noi, no? Da noi come in Costa Azzurra, chiaramente nell'entroterra, qualcuno in Francia le importa dal Marocco, dalla Turchia, arrivano molto probabilmente, voi no. Arrivano anche dall'est, ci sarebbero, però io ci sarebbero anche adesso a settembre. Sì, ormai. Ci sono. Non lo so, non me le hanno proposte, però io mi rifiuto di prendere quelle. Quindi si fa, questo è un piatto che cerco si fa. sempre le spugnole delle nostre colline, dei nostri Appennini, perché reputo che abbiano un valore aggiunto, come i funghi. Bene. Quindi complimenti intanto per questo piatto di cui ho sentito solo parlare, però bisogna venire in primavera, ecco, quindi anche perché in Costa Azzurra, forse loro sono un po' più a nord, arrivano proprio in concomitanza con il Festival di Cannes, ecco. E poi sono serate scoppiettanti, ecco, quindi perché, ecco, senza approfondire troppo. E poi altre specialità, vediamo cosa mi potrebbe venire in mente. Noi abbiamo allora la spugnolata proprio nasce come nostra specialità, l'ha inventata mio nonno con mia madre all'epoca e da noi la portiamo avanti, e mentre invece i bolliti è una specialità che ce l'hanno in tanti, il carrello però fa parte del nostro proprio menù storico, certo. E l'erbazzone, tipico di Reggio Emilia, l'erbazzone, che anche lì noi cerchiamo di dare un erbazzone diciamo di una certa qualità, sì. E anche quello fa parte della nostra tradizione, quindi una nostra specialità, però una specialità
territoriale. La spugnolata è una specialità del ristorante. Quindi spugnolata mi sembra che sia alla fine sia vegetariano oppure no, c'è della carne nella spugnolata. Cosa ci mettete proprio? Se sono delle carni, sì. Delle carni come sugo, come all'interno del ripieno. Del ripieno, sì. Ecco, quindi piuttosto che non è lardo, non è... No. Ecco, quindi c'è il segreto. Sì. E nell'erbazzone? Nell'erbazzone c'è lo spinacio, in più ci sono altri ingredienti, quindi tra cui anche un po' di carne. Ecco, si mette anche lì. Sì, ma lì parlavano di lardo, non so dopo nella vostra versione. No, nella nostra però qualcosina, versione, come nella piadina. Esatto. Ecco, nella lì piadina dipende, c'è. sì. Ecco, però, sì. come dire, secondo me i vegetariani non se ne accorgono, ecco, tanto brucano. No, il vegetariano sull'erbazzone può essere tratto in inganno. Ecco, sì, no, anche sulla spugnolata ogni tanto qualcuno dice ma c'è la carne. Bene, questi sono i grandi classici. Poi in versione estiva, come dire, il carrello c'è sempre. Ecco, resiste, ma poi c'è anche quello dei formaggi, mi chiedo io. Ma sì, abbiamo il plateau dei formaggi. Ah, plateau. Sì, abbiamo un plateau che mettiamo sul carrello e abbiamo un servizio dei formaggi, anche se quello è meno richiesto, li facciamo vedere e li tagliamo al momento davanti al cliente. Anche perché dopo il carrello invece delle carni è chiaro che i formaggi diventa un po' difficoltoso, anche perché si salterebbe poi il dolce. Il nostro menù degustazione completo è lungo. È nutrito, diciamo. C'è un menù degustazione? Sì, si parte dall'antipasto, il primo, la spugnolata, i cappelletti in brodo, il bollito, gli arrosti. Quindi grandi classici. Esatto, e il carrello dei dolci. Quindi qua bisogna prevedere qualche ora. Sì, ecco. Sarebbe meglio. Questo pranzo e cena. Questo sarebbe un pranzo e cena con quantità. Cioè voi avete la stessa carta, quindi non c'è alla Arnaldo clinica gastronomica, non c'è il light lunch a mezzogiorno. No, c'è chi prende un piatto solo e fa il light lunch da solo. Ecco. Prende un piatto solo e rimane secco l'acqua, magari senza vino. Mentre diciamo questo menù gastronomico, non so se sia sempre fatto, perché vedo che i grandi in Francia come Georges Blanc, come dire, solo ultimamente ha cominciato a fare le 4-5 portate, questi menù dove poi si mangiano anche le mezze porzioni, oppure si mangia solo un'ostrica piuttosto che appunto 4, quindi mi chiedo un po' come funziona il vostro menù. Il nostro menù funziona che diamo delle porzioni che sono quasi intere e poi lì dipende dalle richieste. C'è chi quando arriviamo con i carrelli vuole un assaggio di qualcosina, chi vuole un misto e quindi un assaggio un po' di tutto e diventa un bel piatto, perché un bel bollito misto è un piatto certo. Poi riuscite anche a accontentare qualcuno magari che non mangia la carne però mangia il pesce, avete anche piatti di questo tipo? No, noi nella nostra tradizione il pesce non l'abbiamo. Neanche il baccalà? Abbiamo il baccalà. L'unico è il baccalà. Abbiamo il baccalà fritto nella pastella e quello è l'unico piatto ed d'estate inseriamo il baccalà mantecato alle carote. Quindi sempre menù, è l'unica diciamo eccezione. Sì, diciamo che è un'eccezione. Ecco, per invece quanto concerne invece piatti di terra, perché poi dove si mangia bene la carne, devo dire si mangia molto bene, come dire, vegetariano, adesso non dico vegano perché sarebbe troppo, però ecco forse è meglio andare in questi ristoranti di carnivori e mangiare a terra, perché magari negli altri che fanno solo pesce dubito che riescono a fare questi grandi piatti. Qual è ad esempio, adesso parte l'erbazzone abbiamo detto, e poi lo spugnolato, qual è proprio un piatto diciamo dove non c'è proprio nulla di carne? Sì, dove non c'è neanche magari si usa l'olio invece del grasso, dell'aglio. No, noi usiamo l'olio e il burro. Certo, non so, una pasta, ravioli. Allora, noi potremmo andare sui tortelli di ricotta al sugo aromatico che abbiamo d'estate con un pomodoro di erbette, oppure potremmo andare sui tortelli di spinaci. Ecco. Oppure si potrebbe andare su... Non è come a Bologna che le paste sono tutte con ripieno di carne perché fanno i tortellini, quindi voi avete anche... Sì. Non mi sto riferendo al pappagallo che secondo me è là nella lista insieme a voi
56, 57, 58, secondo me esisteva perché è nato 100 anni fa. Adesso non me lo ricordo, festeggiano i festeggiamenti sono iniziati ora. Anche loro hanno una certa storia. Però ci sono le paste in brodo che al di là dei cappelletti, tagliolini, quadrucci. Ma li fate col brodo vegetale o è una richiesta che qui... Quello lì è un brodo fatto sempre con la gallina. Ecco. Ci vuole la gallina. Esatto. Poi una bella gallina bella grassa che faccia dei begli occhi nel brodo, altrimenti non facciamo un brodo magro. Lei cucina creativa, cosa ne pensa? È una bellissima idea, la rispetto, io faccio parte io porto invece un testimone di tradizione, quindi vado avanti per la strada della mia famiglia. Bene, ma lei aveva aperto un ristorante un po' di anni fa? Non è lei? No. Qui dalla famiglia che aveva anche un locale? No, non sono io sono sempre stato rimasto legato al ristorante. Lei sempre qui? Qualcun altro della famiglia? Sì, qualcun altro. Di chi stiamo parlando? Ma c'è stato qualcun altro della famiglia, poi lì bisogna vedere che aveva intrapreso. Ricordo vagamente qualcosa, esatto. Un bistrò, qualcosa del genere. Quindi, bene. Qui siamo in piazza, quindi a Rubiera. Piazza 24 maggio a Rubiera, Reggio nell'Emilia. Tra l'altro qui è bellissimo perché sono ancora le righe bianche. Sono quelle righe bianche che comunque devi pagare il parcheggio, ti fanno la multa o comunque ti caricano. No, qua Rubiera è rimasto per ora tutto intatto, esatto. Quindi e senza obolo. Per il momento, quindi 60 anni di stella Michelin, ma mi sembra che insomma proseguite verso, no? Ma noi cerchiamo altri 60 di questi anni, comunque insomma poi ci sarà, ma noi non ci saremo, almeno io penso non esserci più per il centenario, però insomma come dire, ogni anno comunque dopo i 60 secondo me si può anche festeggiare, quindi voi avete già festeggiato, esatto. Magari adesso metà novembre come dire si farà festa, perché adesso di ristoranti così longevi penso non esistano, non so se a livello adesso mondiale no, perché la guida Michelin in realtà è entrata praticamente all'estero, comunque recentemente, quindi prima era solamente appunto da noi in Europa. Tra l'altro in Svizzera c'era un ristorante come il vostro che purtroppo ha ceduto l'attività da poco tempo, che si chiama è a Vouvry, praticamente un ristorante dove se chiedi le viande dicono qui le viande esce dai rubinetti, perché sono praticamente nella parte svizzera, ma in realtà a pochi chilometri appunto da Evian-les-Bains, che è l'Auberge de Vouvry. Ecco, dal primo giorno in cui appunto usciva la guida là, che tra l'altro forse è uscita dopo, quindi è in tempi recenti, loro hanno detenuto appunto la stella Michelin. Immagino ci fosse anche il mitico Hotel de Ville, che però là penso sia entrato subito con i 3 stelle. Dovrebbe trovare la guida per appunto verificare. Qua ci sono quasi tutte, ma se trovo il 58 chiaramente passo di qua e magari scambiamo, magari avete qualcuno dopo. Va bene, potrebbe essere. Quindi grazie. Al patron attuale, lo chef appunto patron, intanto les Français arrivent et mange beaucoup. Merci.